Buongiorno miei cari amici, una buona giornata col nuovo oroscopo del giorno 12 giugno, venerdì 12 giugno 2020. Però prima di iniziare la lettura dell'oroscopo ricordiamo sempre che per coloro che vogliono una consulenza col Sant'Antonio di Avella qui presente, in privato nel modo più riservato possibile, il costo è di 30 euro. Basta chiamare al numero in sopra impresso ed prendere un appuntamento nel privato e possiamo avere un contatto telefonico per un consulto completo. Mentre per tutti gli altri che hanno dei problemi sentimentali, magari siete stati lasciati dal vostro compagno, il vostro compagno è andato via con un'altra donna, volete che torni da voi, volete che lui impazzisca di nuovo per voi, io posso aiutarvi. Dopo che mi avete chiamato e mi avete raccontato la vostra storia, io vado ad analizzare il vostro problema e dopodiché vi dirò come è possibile intervenire, qual è la tempistica, qual è il costo. Ok? Basta chiamare ai numeri sopra impresso nello scrollo. E andiamo con l'oroscopo del giorno, venerdì 12 giugno 2020. Ariete, oggi avete voglia di pensare a quello che avete intorno. Forse dovete prendere una decisione importante all'interno del rapporto di coppia. Sicuramente avrete bisogno di capire meglio cosa c'è intorno a voi, perché state in una fase completamente, diciamo, un po' estraniata, non riuscite a capirci niente, quindi volete capirci un po' di più. Nel lavoro in questa giornata la sincerità farà parte della vostra persona, oggi dovete avere occhi aperti intorno a voi, è importante. Toro, spesso avete bisogno di cambiamenti, eppure pare che oggi saranno proprio i cambiamenti a farvi agitare, quindi sarete un pochettino agitati, quindi dovete prendere un pochettino, come si usa dire, le redini in mano. È un periodo in cui non siete molto certi del vostro partner, avete dei dubbi, vorreste probabilmente più sicurezza, pensare vi aiuterà. Il lavoro dovete affrontare il futuro al meglio, siate più fiduciosi nonostante i tanti pensieri e dubbi. Gemelli, che siate single o impegnati in una relazione amorosa, oggi vi sentirete finalmente bene. Riuscirete ad essere voi stessi con chi vi sta vicino e questo è molto importante in un rapporto. Ogni passo che farete sarà dettato dal cuore. Lavoro, sul posto di lavoro mettetecela tutta, in pratica tutte le vostre abilità e non mancheranno l'occasione per essere ringraziate del vostro operato. Cancro, se state vivendo una storia, questa sarà una giornata in cui sarete abbastanza pensierosi. Questo vi porterà ad essere sicuramente molto più attenti riguardo a chi avete accanto. Vi godrete i momenti accanto ai vostri affetti. Lavoro, ragionerete parecchio su una situazione che vi sta a cuore. Il lato più razionale di voi verrà sicuramente fuori proprio oggi. E andiamo con il segno del Leone. Questo venerdì andrà molto bene per voi se avete una persona accanto ma ancora non vi siete decisi di fare un passo importante. Questa è la giornata adatta. Sarete coraggiosi proprio come il vostro segno. Lavoro, se ci sono dei problemi, senz'altro non vi tirerete indietro dal risolverli personalmente.
Vergine, se state vivendo una storia d'amore oppure state frequentando una persona, indubbiamente oggi le emozioni saranno tante. Nelle relazioni non mancherà quel vostro lato divertente e tipico ad aiutarvi. Lavoro, la voglia di fare è tanta, ma anche voi avete dei limiti, è giusto rispettarli. Bilancia, questo potrebbe essere un periodo di crisi di coppia o di momenti no. All'interno della relazione ci saranno questi intoppi, occhio. Proprio oggi è il giorno adatto per avere finalmente più sicurezze. Dovete cercare le risposte alle domande che spesso vi fate. Lavoro, non avete molti stimoli e il periodo non è sicuramente rilevante, fate uno sforzo in più. Scorpione, oggi le stelle vi baciano e le vostre energie saranno positive. Se avete una persona accanto che non merita le vostre attenzioni, forse sarà meglio mettere un punto definitivo. Talvolta è difficile prendere delle decisioni, ma è un passo fondamentale. Lavoro, userete molto la testa in questa giornata, non fatevi influenzare da troppi dai vostri pensieri. Sagittario, le emozioni non mancheranno, ma non è detto che saranno sempre positive. Se state vivendo un periodo un po' incerto all'interno della storia d'amore, oggi è probabile che diate persino ragione al vostro partner. Lavoro, è probabile che decidiate di abbandonare dei progetti importanti. Pensateci bene. Capricorno, forse è arrivato il momento giusto per parlare finalmente chiaro al vostro partner o chi vi sta vicino. Sarete particolarmente forti oggi e le stelle vi aiuteranno molto anche ad affrontare i discorsi più complessi. Lavoro, non avete più paura e dubbi e sarete persino in grado di modificare i vostri piani. Acquario, l'umore non sarà sempre alle stelle oggi. Molto dipenderà dalla vostra irreperibilità, voglia di metterci tutto l'impegno possibile e questo vale anche per le questioni d'amore. Avete bisogno di vivere appieno le cose, emozioni incluse. Lavoro, volete essere al centro dell'attenzione, ma solo per dimostrare a tutti quello che sapete fare e come sapete farlo bene. E infine, il segno dei pesci. Sta arrivando un periodo decisamente positivo per chi ha una storia d'amore, il legame con la persona che avete al vostro fianco sarà particolarmente speciale. Questa situazione comporterà comunque più concentrazione nell'amore, meno negli altri obiettivi. Lavoro, avete tanta energia che metterà in mostra il lato più originale del vostro il segno zodiacale e magari del vostro carattere. Benissimo, e così abbiamo dato la lettura all'oroscopo del giorno, cioè il giorno venerdì 12 giugno 2020. A tutti quanti voi io vi rinnovo il mio più sincero ringraziamento per il vostro gentile ascolto e vi rinnovo l'appuntamento per domani col nuovo oroscopo. A tutti quanti voi un presto risentirci ed che le stelle siano sempre con voi tutti.